Vino in Vino mi ha portato qui, sono venuto a trovare la signora Annalisa Zorzetic della sua azienda, lei ha una linea che si chiama Mio e nella classifica dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia è entrata nella Top Wine 50 con il Refosco. Allora Annalisa, sono venuto a trovarti, erano 2 anni che non venivo a trovarti, l'ultima volta avevi avuto un altro riconoscimento nella guida, in questa occasione hai preso il Refosco, no? Sì. Cioè, praticamente il Refosco è il re dei rossi friulani, insomma un autoctono ormai che lo abbiamo qui da tanto tempo. Allora volevo capire come sei riuscita a farlo questo ottimo Refosco con quest'annata. Allora, l'annata 2010 era particolarmente, per il Refosco è stata un'annata eccezionale, per cui già la natura, diciamo, aveva gettato le sue basi. Con un bel caldo di settembre, no? Sì, esatto. E poi, dunque, i vigneti hanno circa 32-35 anni, per cui hanno già una bella età, è una bella età, c'è anche una parte un po' più vecchia, per cui la pianta stessa. Poi il lavoro, la selezione che abbiamo fatto noi, sì, sui vini bianchi dei Colli Orientali, ma anche non abbiamo dimenticato il Refosco, che è un vitigno presente dal 1700 in maniera molto radicata in Friuli e ha dato ottimi risultati. Non abbiamo dimenticato altri vitigni autoctoni, ma il Refosco si presta molto. Poi anche il pignolo qua, no? Il pignolo, lo schioppettino, sì, che da quando abbiamo cominciato questa selezione della linea Mio, la selezione, abbiamo cominciato a lavorare in campagna in maniera, diciamo, molto più rispettosa per la natura, molto più innovazione, nel senso tornare ai vecchi sistemi, sì, meno fitofarmaci, meno chimica. Poi abbiamo, non so, c'è stato un periodo in cui c'erano i dubbi, l'inerbimento, non inerbimento, invece abbiamo ripreso un attimo i consigli di mio padre, se vogliamo, e poi anche innovazione. Se ottenere un risultato migliore possiamo anche risparmiare. Ci sono stati degli anni in cui era un po' tutto esagerato. Tornare all'origine può essere anche risparmiare, sapere ottenere buoni risultati risparmiando. Per cui abbiamo puntato sui vitigni autoctoni, il Refosco è uno di questi, dove abbiamo circa degli impianti con 4.500 ceppi, facciamo un po' di potatura verde durante l'invaiatura e raccogliamo circa 1,3 kg per pianta, 1,3 kg, 1,5 kg, poi dipende, insomma non è. E niente, procediamo anche in cantina. In cantina, cioè se hai innovato, per esempio, non so, sì, adesso che mi hai detto l'innovazione in campagna, sì, no? Meno chimica, invasiva, sì, e compagnia bella. Sì. Ecco, in cantina invece Sì. c'è un altro tipo di innovazione, Sì. no? Messo dentro Sì. dei macchinari, legni nuovi, tutta questa cosa qui. Sì, insomma, no? in cantina. Perché lì non puoi sbagliare, insomma, sì, no? In poche parole. Sì. In cantina l'innovazione, ecco, forse se in campagna innovare vuol dire migliorare e anche abbiamo notato un risparmio, in cantina è un po' diverso, perché il clima è cambiato, durante la fermentazione le annate, se è troppo caldo l'impianto di raffreddamento, le uve, ecco, in cantina è un lavoro un po' diverso, però non puoi lavorare solo in cantina o solo in campagna, devi avere tutta la filiera, deve avere fino alla bottiglia. Devi mantenere un certo equilibrio sia in campagna, non anche, puoi, poi in cantina. Sì, esatto. Mentre l'innovazione invece sulla ricezione, ecco che se ne parla molto, io ho fatto il Coglio, per esempio il Coglio ha aumentato le presenze turistiche, Sì, ho fatto tutta la zona del Prosecco di Valdobbiadene e di OGC, anche lì magari c'è un leggero calo nella vendita, ma hanno aumentato le presenze turistiche, cioè avete investito e innovato sulla ricezione, no? Sì, molto.
molto E perché lì come stanno andando le cose? sì, Cioè, è cambiato un po', tutto è cambiato e bisogna, io credo, noi cerchiamo di correre dietro ai tempi, essendo al servizio sempre più del consumatore. Il consumatore non è più il bevitore di vino e basta, è l'enoturista, è la persona che ama visitare i luoghi di cultura legati ai prodotti del territorio, per cui abbiamo cercato di valorizzare. Poi, tra parentesi, noi qui abbiamo Cividale, il comune di Cividale che è entrato nell'UNESCO, ha creato, hanno lavorato tanto, è giusto anche viaggiare, affiancare il lavoro che ha fatto il comune se possibile. Cividale ha tutta la sua storia col Esatto, Forum Iuli e esatto. compagnia bella. E anche loro hanno bisogno di punti di riferimento per i turisti, siamo aperti le domeniche per visitare la cantina, per degustare e in più abbiamo 3 anni fa abbiamo acquistato un'aziendina dove c'era un bel agriturismo, l'abbiamo valorizzato, cerchiamo di fare i menù territoriali e vedo che funziona. Vedo che funziona. Era quella lì la strada Sì, giusta, eh? sì. Poi naturalmente dovete Sì. mettere la faccia perché Bisogna- oggi il produttore se non mette la faccia non Poi- è credibile, insomma. Poi, No? poi puoi Perché avere... con le guide un po'... insomma, Bisogna cioè, è inutile avere agriturismo, avere camere se dopo lavori male, non dai servizio. Prima il servizio, la qualità, che poi ti premia, Però è cambiato. Io ad esempio se noi ci vedevamo 20 anni fa e mi dicevi l'agriturismo non mi sarebbe passato per la testa di ospitare gruppi che vengono a comprare il vino e vorrebbero anche assaggiare, mangiare, dormire. È cambiato. Perché quegli anni lì si vendeva solamente il vino era Sì, talmente sì, forte sì. e potente che portava. Sì. Poi tutti si sono messi a fare vino, adesso tu devi mettere qualche idea in più, cioè aggregando al vino devi mettere dentro altre cose. insomma. Facciamo un prodotto di nicchia di olio d'oliva che abbiamo cominciato tantissimi anni Cioè, fa fai le grappe, sì, fai- facciamo una grappa, un vitigno, è buonissima, e nell'insieme, nel contesto proponiamo qualcosa di più oltre al Poi devi vino. mettere la faccia andando in giro per il mondo, insomma, no? Cioè devi andare all'estero, contattare, Esatto. devono credere in te, perché Sì, soprattutto non è più il vino che parte, ma è Sì. l'azienda che va Sì. verso il mondo, no? Esatto, lì è l'azienda, le persone, sì, devi metterci la faccia, la serietà, la qualità, ma credo sia giusto, no? Perché se no, così c'è anche un po' una selezione, se uno ha le carte, bene, se no, sì. Noi abbiamo notato i bravi nel cosiddetto che hanno tutte queste peculiarità, in questo momento non è che fanno grandi guadagni, però riescono a stare sul mercato, a pagare i propri dipendenti, a pagare tutto, insomma, Sì, no? Cioè, sì. a galleggiare bene, come si Sì, dice, no? credo che in questo momento sia importante rimanere proprio a galla e non perdere quello che si è fatto prima, poi si vedrà, speriamo tutti, insomma. Perché il vino friulano, il vino italiano nel mondo, quando tu prendi non so, una bottiglia allo stesso prezzo, no? Cioè non so, dei cileni o degli australiani, cioè il prodotto italiano ha questa arte, ai mari, ai fiumi, ai laghi, le colline, cioè dentro al bicchiere del prodotto italiano c'è qualcosa in più, no? Sì, ha una marcia in più, proprio agli occhi del consumatore straniero, noi italiani. Abbiamo la fortuna il nostro prodotto è amato proprio per il nostro territorio, Italia da nord a sud compresa, abbiamo veramente una carta invincente rispetto ad altri quando ci muoviamo all'estero. Sì, questa è una abbiamo fortuna. Questa forma particolare, no? L'italianità che è arte, che è mari, laghi, Venezia, abbiamo Napoli, abbiamo Firenze, no? Cioè, abbiamo città che sono invidiabili, no? Sono Che gli altri non ce li hanno. Sì, sono stata recentemente, ero comunque in Toscana, dai, tanto a una delle degustazioni. E una cosa, parlando del Friuli, noi friulani non abbiamo
non abbiamo siamo bravi, siamo i migliori. Sono tornata in ufficio, ho detto Forze Friuli, perché siamo bravi, lavoriamo bene, non abbiamo la forza di esporci, di mostrare che hanno tanti altri. La grinta dei toscani, no? Tu adesso vedi la politica, no? C'è questo toscanaccio che si è messo là e ha sbaragliato tutti, insomma. Difficile che un friulano riesca a fare una cosa del difficile. genere. No? Ma dobbiamo imparare, perché la nostra cultura è diversa, giustamente, no? Il passato. Però noi friulani che lavoriamo, siamo operosi, produciamo prodotti buoni, siamo sempre con la porta aperta, rispettosi del territorio, dell'ospite, mostriamolo, no? Perché sempre questa paura di mostrare la faccia, però vedo che insomma in tanti adesso incominciate a aver capito, no? Senti, l'ultima te la faccio così perché è una domanda che sto facendo a tutti, ma è su questo governo che sta per nascere, che nascerà, insomma un giovane, 39 anni, insomma. Guarda, io ti dico... Voi come la vedete? Visto che un ministro dell'agricoltura ormai ne avete passati 6, Sì. arriverà il 7º, no? Tra un Sì, po'. ecco, questo mi dispiace perché ti disaffezioni all'interesse, però noi abbiamo bisogno di loro, tutti abbiamo bisogno, specie come dicevo andiamo all'estero, il prodotto italiano è richiesto, però deve avere anche una struttura... Sono la cavalleria, se non vai con la cavalleria un po'... Sì, cioè, esatto, no? Ecco. Però no, ormai io sono come, se dovessi disegnare una parabola dei miei pensieri, riflessi, e la politica sarebbe un saliscendi continuo, perché speri sempre e dopo casca il palco, non so. Poi ripartono e cascano. Esatto, no? per cui... Che sia la volta buona, insomma, per voi. Non Ma dico io che rischiate ogni giorno Ma tantissimi euro che mettete in circolazione. Sì, no? ma è per tutti, perché siamo tutti legati, per noi imprenditori, per il consumatore, per chiunque, per il lavoratore dipendente. Speriamo bene, speriamo bene. Nella protesta mancate solo voi, perché sono andati tutti davanti a Montecitorio, lì a Roma. Mancano solamente i viticoltori, insomma, Ecco. e le aziende agricole. Ecco, questo non ci avevo pensato. No, dai. Anche perché dovete lavorare, cioè non è che potete lasciare le campagne. Sì, esatto. Bene, siamo giunti al termine, Annalisa, è stato un piacere parlare con te, sono da trovarti, adesso mi bevo questo refosco della tua linea Mio, veramente un'annata spettacolare perché quell'anno lì faceva veramente caldo, anzi è rimasto caldo fino quasi a metà ottobre, Sì, mi ricordo, sì, no? sì. Cioè che non finiva mai il caldo. Esatto. Per quello prima dicevo innovazione in cantina, perché durante la fermentazione c'è bisogno di controllare, per cui è tutto, poi nell'affinamento, barrique, è tutto dall'inizio alla fine Anche il processo. perché dalla natura ti devi aspettare che anche lì è cambiato, insomma, no? Esatto. Bene. Annalisa, siamo giunti al termine, facciamo questo brindisi con il refosco, linea Mio, veramente che ha preso un riconoscimento ambito, anche perché il Friuli su questi vini ci punta, ci mette adesso anche la faccia e sicuramente trionfereranno sul mercato. Vi saluto con questo refosco della linea Mio. Cin e viva!